Massimo Cestaro, segretario dello SPI-CGIL del Veneto, qui con noi per parlare di fisco. Di fisco che grava in modo pesante e inquietante sulle pensioni soprattutto. Sì, diciamo ormai siamo arrivati a una condizione assolutamente strana e curiosa, ma contemporaneamente grave, per cui sulla base dei dati che sono in nostro possesso, ma che sono ormai di dominio pubblico, si verifica che cosa? Che i pensionati sono quelli che pagano più tasse di tutti, più ancora dei lavoratori dipendenti, molto di più di chi ha, diciamo, la flat tax, il lavoro autonomo, o chi ha appunto rendite finanziarie. La differenza tra i pensionati e i lavoratori dipendenti sta nel fatto che i lavoratori dipendenti hanno delle detrazioni fiscali che i pensionati naturalmente non hanno, però è una differenza importante ed è una cosa francamente, diciamo, rende incomprensibile il fatto che appunto i pensionati, che normalmente sono la fascia anche più debole della popolazione, siano quelli che pagano più tasse. Va aggiunto anche che l'effetto del fiscal drag, cioè quello che si chiama il drenaggio fiscale, che è quella cosa per cui se io ho un aumento del mio trattamento pensionistico, questo aumento viene in parte, e spesso in parte significativa, erosa dal fatto che quell'aumento ricade sul sistema fiscale e quindi una parte di quell'aumento finisce in tasse. Si chiama fiscal drag, drenaggio fiscale, ed è da un sacco di tempo che chiediamo che ci sia una sorta di restituzione di questo fiscal drag, calcolato che grosso modo allo Stato per questo meccanismo tra pensionati e lavoratori dipendenti entrano qualcosa come 24 miliardi, che insomma, come si dice, non sono bruscolini. Quindi diciamo non solo c'è una tassazione pesante che riguarda prevalentemente i pensionati e i lavoratori dipendenti, è il caso di risottolineare che pensionati e lavoratori dipendenti contribuiscono a circa l'85% delle entrate fiscali e che il dato dell'evasione fiscale continua a essere ancora troppo elevato. Siamo ben oltre i 100 miliardi all'anno di evasione fiscale. E quindi è chiaro che questa cosa sta diventando sempre più insostenibile, cioè non è possibile che i soliti noti paghino, diciamo, quasi la generalità delle tasse, sapendo che gli altri che fruiscono gli stessi servizi li fruiscono perché ci sono io che pago le tasse. Chiaro. Grazie mille, grazie segretario del fatto chiarezza e mi raccomando rivolgetevi alle sedi SPI-CGIL presenti su tutto il territorio, fatevi controllare la pensione, basta andare col codice fiscale e si è a posto. Certo. Grazie ancora, buon proseguimento e noi ci vediamo presto.